Silenzio! Ho detto silenzio, faccio sgombrare l'aula. Parola alla difesa. Grazie signor giudice. E dicevo, leggo da verbale, l'agente di pattuglia, attirato dal fare sospetto, sostiene di aver pedinato il mio cliente e averlo colto in flagranza di reato. Reato. Se aver portato un po' di emozione nella triste vita di un'anziana signora vogliamo considerarlo reato, e allora diciamolo pure, sì, è reato. Oh, ma come reato? Ma stia tranquillo un attimo, ma non è reato forse anche quello dell'anziana signora, signor giudice, che girava per casa mezza nuda? Sì, è mezza nuda, signor giudice, è uno spettacolo indegno, una roba penosa, ho ancora adesso gli incubi. E poi diciamolo pure, il mio cliente ha ricevuto anche delle avance dalla signora, delle profferte Sessuali, signor giudice. E stando così le cose, dunque, qui ci sarebbero anche tutti gli estremi per chiedere dei danni morali. Sì, signor giudice, perché sono stato molestato dalla signora di 96 anni, altro che reato. Questo è Me Too. E allora, signor giudice, che cos'è reato? E qui il problema, la questione è un'altra. L'agente di pattuglia. Ma che cosa controllava? Cosa che non era ancora successo niente. Allora vuol dire che voi mandate in giro ste pattuglie perché pensate che debba per forza succedere qualcosa. Partite già prevenuti. Sì, in malafede, signor giudice. E questa è una grave mancanza di fiducia nel cittadino. Bravo. Ma perché mandare in giro tutte queste pattuglie? Per rassicurare la gente? Avvocato, ma perché ride? Ma non si preoccupi. Ma uno quando vede una pattuglia della polizia si sente in colpa, anche se non ha fatto niente, no? Sì, bravo, viene colto subito da 1000 dubbi e si sente subito male. Queste pattuglie creano ansia e fanno danni. Ma lo sa, signor giudice, che il mio cliente qui ha un timpano perforato da una pattuglia arrivata a tutta forza a sirene spiegate. Sì, e non ho fatto denuncia quella volta solo perché mi stavano già arrestando loro. Ma poi macchine, divise, manette, megafoni, centrali, stipendi. Lei stesso, signor giudice, con rispetto parlando, ma io credo che un tocco da 3-4 mila euro, vero, ogni mese. Allora dico, ma quanto ci costa all'anno mantenere tutto questo sistema? Quanto ci costa? Quanto? Aboliamolo! Bravo, aboliamolo! Quanto ci costa e a cosa serve tutta questa polizia? Aboliamola! Sì, aboliamo la polizia! E abolendola non solo ne porteremo un beneficio per la comunità, ma il poliziotto stesso, sì? Il quale, guardi, leggo, cito, non dovrà più seguire una vita sregolata con turni a orari impensati. Sì, mangiando male e dormendo peggio. Abolendola non potrà che sentirsi meglio. Sì, ma farà una vita più sana, potrà stare di più in famiglia. Al che ci si chiederà, ma senza pubblica sicurezza chi sconfiggerà la criminalità? Chi? Dai, sentiamo, chi? E qui sta il punto. Consenta. Perché se criminale è chi trasgredisce la legge, a questo punto è chiaro, lapalissiano, no? Oserei dire semplicissimo. Semplicissimo. Eliminiamo la legge ed avremo automaticamente eliminato la criminalità. Bravo avvocato, bravo! Grazie. Confermo la pena a 3 anni e 6 mesi e aggiungo altri 8 mesi dopo la ringa dell'avvocato. Portatelo dentro. Ma come? È uno scandalo! No, ma È uno scandalo! Avvocato! Come lo troviamo in Cassazione? Come si farà? Come si farà? E qui dice chi sconfiggerà la criminalità. Danni morali. Sono molestato. Sono stato molestato dalla signora di 96. E parti qua, me too. No, perché se leggo. Attacco impossibile. Scusa che te ho mangiato la palissiano, ma sì. vabbè, stesso. Vai. A che ci si chiederà? Senza
E questo è il punto.